Il mondiale è esordito in Spagna nel mese di marzo, questo è il secondo round che seguirà poi Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, eccetera. Diciamo che è diventato un punto di riferimento l'isola della Sardegna per noi, perché questa è la quarta edizione e siamo chiaramente molto soddisfatti di questo agreement che abbiamo con le istituzioni, con la regione, con l'assessorato al turismo, per cui possiamo dire che è diventato un punto di riferimento, un punto fermo del circuito internazionale. Siamo orgogliosi perché abbiamo più di 30 piloti che sono presenti a questo mondiale, che provengono da 14 nazioni, compresi Stati Uniti, Algeria e Ucraina, per cui penso che sia un ottimo risultato, siamo orgogliosi di questo e speriamo, tutti ci auspichiamo che questa collaborazione possa continuare anche per il futuro. Quali sono le peculiarità del circuito di Tramazza? Ma è un circuito molto tecnico che noi abbiamo modificato in questi 4 anni, abbiamo costruito anche un tratto off-road che mancava, un tratto off-road molto spettacolare che rispecchia un attimino le caratteristiche del Supercross americano e pertanto per le sue caratteristiche sia di asfalto che off-road è diventato un punto importante, tant'è vero che molti team prestagionali vengono ad allenarsi qui in Sardegna, che questo è uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. L'appuntamento col mondiale sarà confermato anche per il prossimo anno? Ma questo è quello che auspichiamo, ci stiamo lavorando, noi siamo disponibili, le istituzioni sembra che vogliono continuare un rapporto con noi, per cui stiamo lavorando su questa direzione. È possibile portare anche altri appuntamenti oltre il mondiale di Supermoto a Tramazza? Ma penso di sì, noi porteremo anche l'europeo, porteremo 3 categorie di europeo oltre al mondiale e poi dato che adesso il circuito è stato omologato sia a livello internazionale che a livello nazionale grazie ai lavori che abbiamo fatto in questi anni, il circuito è idoneo a ospitare anche gare a livello nazionale, il campionato italiano che prima non poteva ospitare.